L'incendio ha divampato nella notte l'edificio direzionale del campus di H Pharma. Roncade, operazioni di bonifica proseguite per tutto il giorno, danni ingentissimi, l'ipotesi di cortocircuito. Schianto mortale sugli sci questa mattina in una pista a Lagazzuoi, vittima un ragazzo inglese di 13 anni finito contro un albero che delimitava il tracciato. La procura dispone accertamenti. Sarebbe stato confermato dai tecnici in sopralluogo il sabotaggio al cantiere dello Sliding Center di Cortina. Oggi il prefetto ha convocato il comitato ordine e sicurezza. La morte di Andrea Canzonieri nel cantiere edile a Sottomarina, proseguono le indagini per determinare le cause della tragedia sul lavoro. Intanto la famiglia ha dato le prime disposizioni per il funerale. Colpita da un'emorragia cerebrale nel 2020, quando aveva 16 anni, si è spenta Marta Mazzuccato. La storia di questa giovane di Villorba era diventata una canzone che aveva commosso l'Italia intera. Cortei e flash mob dei centri sociali in tutto il Veneto contro il disegno di legge sicurezza e le zone rosse. Carnevale nel capoluogo lagunare, secondo weekend caldo con una grande affluenza di turisti, mentre nei campi e nell'entroterra le iniziative entrano nel vivo. Prima il piano di abbattimenti con 15 capi da eliminare in Veneto, poi il declassamento in Europa. Con pochi passaggi formali si potrebbe arrivare in tempi molto rapidi ad un'azione di contenimento dei lupi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono andate avanti per tutto il giorno le operazioni di bonifica nella sede di H Pharma Roncade, dove un violento incendio ha divorato un edificio direzionale, danni ingentissimi. Sono stati attimi di paura, perché noi da casa sentivamo degli scoppi, credo che fossero state le finestre che scoppiavano, quindi già un po' prima che avevo spento la televisione per andare a letto e ho sentito questi forti rumori, poi ho sentito anche i vigili del fuoco che passavano. È stata una notte di mobilitazione quella che ha portato a Catron, nella sede di H Pharma, nel pieno della campagna roncadese, uomini e mezzi provenienti da diversi comandi della Marca e del Veneziano. Avvolto dalle fiamme uno degli edifici direzionali, una casa colonica con travi in legno a ridosso di via Sile. La prima cosa a essere scongiurata, visto anche l'orario poco dopo le 23:30, è la presenza di persone. L'esito è negativo, si tira un primo sospiro di sollievo. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco evita il propagarsi delle fiamme agli edifici vicini. Le operazioni si concentrano sull'immobile storico. Le prime abitazioni in linea d'aria si trovano a qualche centinaio di metri. L'aria era completamente irrespirabile, ti sentivi proprio in gola che non si faceva fatica a respirare, le fiamme erano molto alte, quindi una cosa un po'... sì, che ci ha messo un po' d'ansia, insomma. È la prima volta che cade. Una cosa di questo genere, il sistema ha sempre funzionato bene, ma... Anche per questo entrano in azione già di prima mattina i tecnici di ARPAV per tutti i rilievi del caso. Il rogo si sarebbe sviluppato dalla sala server e computer, probabilmente a causa di un cortocircuito. Sembra quindi escludersi l'ombra del dolo, con carabinieri e tecnici dei vigili del fuoco che però non hanno dato nulla per scontato, mentre la bonifica è andata avanti tutto il giorno. Operazioni complesse, innumerevoli focolai. Poco prima delle 12 un pompiere si sente male e viene portato fuori dai colleghi. Fortunatamente l'uomo si riprende in pochi minuti. La bonifica procede con la conta dei danni, che sono ingenti. Schianto mortale sugli sci è accaduto questa mattina poco prima delle 9:30 sulla pista del Lagazzuoi a Cortina. La vittima è un ragazzo inglese di 13 anni che avrebbe perso il controllo degli sci andando a schiantarsi contro un albero che delimitava il tracciato. Inutili i soccorsi. Prima di intervenire i poliziotti del distaccamento di Cortina del soccorso pista, che hanno tentato di rianimare il ragazzo anche con l'uso del defibrillatore. Dalla centrale di Pieve di Cadore si è alzato in volo l'elicottero del SUEM che ha raggiunto in breve tempo il luogo dell'incidente. Per il giovane inglese esanime non c'era però più nulla da fare. Accertamenti sono stati disposti dalla magistratura bellunese e sembra essere confermato il sabotaggio al cantiere dello Sliding Center a Cortina. L'atto doloso sarebbe stato confermato dai tecnici che hanno eseguito un sopralluogo per conto della ditta che produce i tubi di refrigerazione dell'impianto. Intanto oggi a Belluno il prefetto ha convocato il comitato ordine e sicurezza.
Ecco il tubo di refrigerazione ritrovato in mezzo alla strada che costeggia il cantiere dello Sliding Center a Cortina. È stato un atto di sabotaggio o un incidente? Sul punto gli investigatori non sarebbero orientati a definire in modo netto la natura dell'episodio. Il tubo prima sarebbe stato allineato come molti altri a bordo della strada in attesa di essere posto in opera. Lungo 12 metri con un diametro di 30 centimetri e un peso che sfiora la mezza tonnellata, la forza richiesta per indurne un rotolamento, riferisce l'ANSA, non sarebbe eccessiva. Quindi più che a un gesto deliberato per ostacolare i lavori sembra rafforzarsi l'ipotesi di un'azione sconsiderata fine a se stessa oppure dello spostamento del tutto accidentale dovuto a cause da chiarire. Gli addetti hanno già riposto e fissato il tubo ammaccato all'interno della recinzione ed è lì che lo abbiamo ripreso a poca distanza da un'auto dei carabinieri in servizio di vigilanza. Quella stessa vigilanza che è stata rafforzata anche su impulso del Comitato Ordine e Sicurezza convocato d'urgenza dal prefetto a Palazzo dei Rettori. Esaminati i sistemi già in atto, si è convenuto di incrementare i controlli a ronco all'esterno dell'area del cantiere, sia con personale delle forze dell'ordine che con gli addetti alla vigilanza privata. Io penso che sia un caso assolutamente isolato, perché sennò vorrebbe dire che viviamo in un sistema veramente fuori controllo. Probabilmente magari anche qualcuno che vuole emulare certe situazioni, ma spero vivamente che si fermi solo a questo atto. Ma l'allerta è salita di livello al punto che per la prossima settimana a Cortina è previsto l'arrivo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli per un incontro con il prefetto Rocco Bertonna e i vertici di Simico. A precedere la visita una nota dell'ufficio stampa della Lega al Senato che riporta l'attacco, l'ennesimo, di un rappresentante del governo contro i media, perfino quelli del servizio pubblico. Rei, secondo il sottosegretario, di fare da cassa di risonanza a chi esprime no ideologici contro le Olimpiadi. A stretto giro la replica della segretaria della Federazione Nazionale della Stampa. I media danno notizie, non alimentano sabotatori, afferma Alessandra Costante, che ricorda come un'informazione veramente libera e indipendente, plurale e autorevole, dà voce a tutte le posizioni in campo e non nasconde le notizie. In questo clima, a Cortina, ci si prepara a vivere giornate intense e cruciali. Noi stiamo andando avanti in maniera diretta per arrivare quanto prima alla fine dell'opera, quindi sicuramente c'è il fatto che ci sarà questa visita da parte delle federazioni del CIO, però questo non influisce. E torniamo sulla morte del giovane operaio nel cantiere Dire di Sottomarina. Mentre si svolgono le indagini per determinare le cause dell'ennesima tragedia sul lavoro, la famiglia del giovane ha dato le prime disposizioni per il funerale. A Villa Ganzerla, frazione di Castignero, dove abitava Andrea Canzonieri, non si incontra nessuno che voglia parlare al microfono. La morte ieri del giovanissimo operaio appena 21enne in un cantiere edile a Sottomarina ha sconcertato tutti. Il giovane diplomato all'Istituto da Schio di Vicenza era stato assunto solo da 15 giorni. Andrea gestiva la movimentazione della pesante piastra metallica che lo ha schiacciato. Un fascicolo di indagine aperto in procura cercherà di fare luce sull'accaduto e sulle responsabilità dell'ennesimo incidente sul lavoro. È passato un anno, l'anno scorso, il 16 febbraio, dei 5 morti della tragedia di Esselunga a Firenze, proprio travolti da una trave, e bisogna investire sulla sicurezza, tutti quanti lo dicono, però purtroppo, come si può vedere, cantieri PNRR, fretta di finire, tante volte si dimentica e si mette davanti qualcos'altro. Quindi investiamo su questo, anche perché adesso il magistrato verrà allo Spisa a fare le sue indagini, però alla mamma, ad Alessia, non verrà più ridato il suo figlio di 21 anni, quindi non c'è indagine, non c'è risarcimento che tenga su questo. Poca la voglia di parlare anche a Ponte di Barbarano, dove Andrea era nato e cresciuto. Con la madre e le sorelle della famiglia si era trasferita a Castignero nel 2019. Ne senti parecchi ultimamente morti sul lavoro, voglio dire, bisogna cercare di fare un po' più attenzione, secondo me, su questa cosa. Anche perché il ragazzo è molto giovane, il primo lavoro, insomma, è un po' ovviamente alle prime armi, bisogna stargli vicino e segnargli, insomma, tutto quanto. Dispiace tutto questo, insomma, deve far riflettere. Un ragazzo, Andrea, schivo ma con la testa sulle spalle, che si stava impegnando per sostenere economicamente la famiglia. Era appassionato di musica della sua squadra del cuore, il Lane. La famiglia ha già dato disposizioni per il suo funerale. Io ho saputo che il funerale verrà celebrato qua a Villa Ganzerla, nella nostra chiesa di San Michele Arcangelo. La data non si sa ancora perché ci sono indagini in corso. Anche il sindaco di Chioggia mi ha chiamato, ha detto che quando sarà la data vuole presenziare anche lui perché ci tiene a questo, quindi mi sono ripromesso di sentirlo quando saprò la data.
A Padova, ora ad una settimana dalle violenze, Casa Pound torna in Prato della Valle con un banchetto di raccolta firme. Migliora intanto il ragazzo ferito. A una settimana dall'assalto al banchetto di Casa Pound avvenuto in Prato della Valle a Padova, quando durante il mercato settimanale alcuni appartenenti al centro sociale Pedro avevano aggredito gli esponenti del movimento di estrema destra impegnati a raccogliere firme, Casa Pound torna in piazza nello stesso punto e con lo stesso banchetto. Notevole la presenza delle forze dell'ordine, anche per evitare l'eventuale coinvolgimento dei tanti padovani intenti a fare shopping. Non è un banchetto che viene fatto in risposta, ne seguiranno degli altri. Sicuramente ha la valenza di dimostrare che chi pensa di utilizzare metodi mafiosi come gli antifascisti qua a Padova non sortisce l'effetto che spera, cioè se il tentativo è quello di intimidirsi e di comprimere la volontà di esprimere certi concetti, hanno proprio sbagliato parrocchia in questo caso. Casa Pound è di nuovo in piazza. Le indagini della questura hanno portato all'identificazione di 22 persone, mentre la versione del centro Pedro sull'accaduto parla di risposta alle provocazioni. Intanto migliorano le condizioni del 32enne ferito al volto. La persona è in recupero, ha subito un intervento chirurgico, sicuramente ha subito delle lesioni importanti, tanto appunto da richiedere la chirurgia, è in lenta ripresa, quello che è più importante è che il suo morale è alto. E il banchetto è rimasto aperto in piazza fino alle 12:30 senza tensioni, prima che i militanti e le forze dell'ordine lasciassero il presidio. Ancora violenza tra giovanissime, hanno picchiato e filmato una studentessa delle medie a Spinea e grazie anche ai filmati postati sui social tutte le minorenni sono state identificate. Le forze dell'ordine che sono in prima linea, che stanno intervenendo e hanno ben identificato sicuramente le persone che hanno commesso questi atti. Tutte identificate dalle forze dell'ordine le ragazze coinvolte nell'aggressione a Spinea nei confronti di una studentessa delle scuole medie picchiata nelle scorse settimane in centro a Spinea da un gruppo di babybulle composto da 4 o 5 ragazze di 14 e 15 anni. Giovani e crudeli avevano colpito la malcapitata con pugni e spinte, arrivando persino a strapparle i capelli. Attimi di pura follia cristallizzati nei telefonini che gli investigatori della stazione dei Carabinieri di Spinea, coordinati dalla Procura minorile di Venezia, stanno ancora visionando per capire ogni responsabilità avvenuta nel terribile pestaggio. Immagini che le minorenni, con spavalderia e senza timore, avevano postato nei social. Ormai le ragazze fanno parte di questi gruppi, di queste baby gang che commettono atti di bullismo nei confronti di altre ragazze e di altri ragazzi. Fra le bulle ci sarebbe una minorenne che era già stata segnalata ai servizi sociali del comune di Spinea per la difficile situazione familiare e per una serie di atti di bullismo nei confronti di altri minori in episodi accaduti fuori dall'ambito scolastico. Il comune, che sta da tempo avviato dei progetti che partono dalla scuola primaria per arrivare anche alla scuola media di contrasto al bullismo. Non bisogna dimenticarsi che questi ragazzi possono creare molti problemi e lo vediamo in città ben più grandi di noi di come la situazione ormai è degenerata. La violenza, che sembra essere scoppiata senza un motivo reale, ha destato grande preoccupazione tra i genitori degli studenti delle scuole medie di Spinea. L'appello è a tutte le persone che vedono e che devono segnalare. Se qualcuno vede queste situazioni che si stanno verificando, chiami le forze dell'ordine. Questa è l'opera, non ci si deve girare da un'altra parte. Ed ancora a Padova 3 diciottenni hanno aggredito 3 coetanei con un coltello, accanendosi contro una delle vittime anche quando ormai era a terra, rintracciati dalla polizia. Denunciati dalla polizia 3 diciottenni tunisini che avevano aggredito con un coltello alcuni coetanei di origini albanesi che si erano rifiutati di acquistare da loro cocaina. Sono state le vittime a chiamare le volanti raccontando che al loro rifiuto di comprare droga i tunisini li avevano aggrediti prima con calci e pugni e poi avevano estratto un coltello di circa 20 cm ferendo un 19enne alla gamba e all'orecchio sinistro. Per 2 dei giovani tunisini irregolari, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto il trasferimento nel centro di rimpatrio di Bari per allontanarli dal territorio nazionale. Per il terzo, invece, è stata avviata la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Gli agenti hanno anche ricostruito
come i 3 giovani tunisini si siano passati tra loro l'arma, colpendo il 19enne a turno, nonostante fosse già steso a terra. I giovani albanesi erano poi fuggiti, sul posto polizia e SUEM, e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. L'indagine della squadra mobile ha individuato tutti e 3 gli aggressori, che sono stati bloccati in un bar del centro e portati in questura. Il tunisino, che per primo ha mostrato il coltello, già ben noto alle forze dell'ordine per reati di droga, era anche destinatario di un divieto di avvicinarsi ai locali pubblici dell'intera provincia per 3 anni. Inoltre gli agenti hanno arrestato un 45enne incensurato di San Giorgio in Bosco, che nascondeva in casa ben 42 dosi di cocaina di circa 1 grammo ciascuna, oltre a 2 bilancini di precisione, e un nigeriano irregolare che aveva con sé hashish e che a Padova, nel tentativo di fuggire in bicicletta, ha prima rischiato di investire alcuni pedoni e poi ha danneggiato un'auto della polizia. Torniamo ora a parlare dell'arresto in Venezuela del cooperante italiano Alberto Trentini, originario del Lido di Venezia. Sono passati 100 giorni. Sono trascorsi ormai 100 giorni da quando Alberto Trentini, il cooperante 45enne italiano originario del Lido di Venezia, si trova arrestato in carcere ingiustamente in Venezuela. Era il 15 novembre 2024. Da quel giorno i suoi familiari non hanno più avuto da lui alcuna notizia. Sono trascorsi ormai troppi giorni. Il giornalista Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21 dall'Assemblea dell'Associazione, prende la parola e lancia un appello. Giulietti è stato anche a trovare Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, per dimostrargli la sua vicinanza. Alberto e la sua famiglia non sono soli. 100 giorni, ben 100 giorni. Sono passati da quando il cooperante veneziano Alberto Trentini è stato messo in carcere in Venezuela, accusa ignota. Non possiamo accettare che cali il silenzio. È una vicenda complessa, ha detto il ministro Tajani, ma i governi ci stanno per risolvere le vicende complesse. E la storia di Alberto Trentini non è una delle tante, perché alcuni degli italiani, molti in carcere nel mondo, non hanno la storia di Alberto, hanno delle accuse pesanti e delle accuse talvolta terribili. Lui no, portava le coperte agli ultimi, ai poveri. Ecco perché da Mestre, dall'Assemblea di Articolo 21 è partito un grande appello: non interferire nelle trattative, ma illuminare a giorno la vicenda di Alberto Trentini fino a quando non sarà tornato a casa. Colpita da un'emorragia cerebrale nel 2020, quando aveva 16 anni, si è spenta questa mattina Marta Mazzucato. La storia di questa giovane di Villorba era diventata una canzone che ha commosso l'Italia intera. Pensiamo di essere eterni, di avere il controllo del tempo. La sua storia aveva commosso l'Italia intera e da oggi la sua stella brillerà più intensa nel cielo. Si è spenta Marta Mazzucato, la ventenne di Villorba, colpita nel luglio del 2020 da un'emorragia cerebrale che le sconvolse l'esistenza, come quella dei suoi familiari e di tutti coloro che le volevano bene e le sono sempre rimasti accanto. Da quel dolore immenso era nato la Stella di Marta, un progetto di solidarietà ed amore per sostenere Marta e di suoi genitori Barbara e Gianluca. La Stella di Marta diventò anche una canzone scritta da Diego Cattarossi, cantata da papà Gianluca. Il video è realizzato dalla sorella Valentina, che mostra i momenti della vita di Marta, o meglio delle 2 vite di questa ragazza, i sorrisi, l'allegria, le gite al mare della prima esistenza ed i piccoli progressi di Marta dopo la prima devastante diagnosi di stato vegetativo permanente. Marta riesce a tornare a casa e a dare ai suoi cari una speranza, stupendo ogni giorno con piccolissimi gesti chi l'assisteva con amore. Una speranza che si è spenta con l'aggravamento delle condizioni e la morte della giovane. Alla famiglia Mazzucato in queste ore di dolore si stringe l'intera comunità di Villorba. La forza di volontà di Marta e la capacità di lottare giorno per giorno, scrive il sindaco Francesco Soligo, sono stati di grande insegnamento per tutti noi. Siamo grati a Marta per averci insegnato il valore della vita e della solidarietà. Per quanto riguarda l'autonomia o dei paletti, devo rispettarli, ma penso che alcune materie possano essere trasferite alle regioni entro la fine dell'anno. E poi si può anche affrontare il tema della sanità, che è il diritto civile e sociale principale che sta alla base della nostra vita. Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, a margine dell'assemblea dei segretari di sezione della Lega Lombarda,
oggi nella Bergamasca. Un provvedimento che non garantisce sicurezza ma limita solo la facoltà di manifestare ed esprimere dissenso. Nuovo flash mob a Venezia, come negli altri capoluoghi del Veneto, dei comitati che si oppongono al DDL sicurezza. La deriva securitaria di controllo che questo governo sta impostando è sempre più evidente, si rende evidente tramite il DDL paura che è in discussione il prossimo 4 marzo in Senato e anche tramite l'istituzione delle zone rosse in tantissime città d'Italia che sono state fortemente volute dal ministro Piantedosi e dal governo Meloni. Attiva in tutta Italia la campagna contro il disegno di legge sicurezza che ne sta accompagnando l'intero percorso di approvazione, torna anche a Venezia e lo fa in un sabato di carnevale da una delle sue porte d'ingresso più affollate, la stazione ferroviaria. Ci sono mobilitazioni in questi giorni in tutta Italia, oggi nella giornata del 22 è stata chiamata una mobilitazione nazionale e appunto anche il prossimo 4 marzo in discussione al Senato il DDL sicurezza e non si faranno attendere iniziative per bloccare questo decreto liberticida. Il disegno di legge è definito liberticida perché introduce limiti alla possibilità di manifestazione e lo fa approfittando di un sentimento diffuso di insicurezza, nascondendosi, sempre secondo i manifestanti, dietro la promessa di una garanzia di sicurezza che ha già fallito. Il prefetto ha detto che grazie alle zone rosse a carnevale il carnevale sarà sicuro anche per le donne. Ecco, questo devo dire che ci ha fatto molto arrabbiare, anche perché questa città è sempre meno sicura, non solo a carnevale. Abbiamo visto che in questi anni la militarizzazione continua ad aumentare, ma la sicurezza non aumenta. Questa è forse la differenza più marcata ed interessante tra le due parti. Secondo i manifestanti, infatti, la sicurezza rappresenta qualcosa di molto più ampio e profondo del tentativo di reprimere la microcriminalità. Per noi la sicurezza è poter avere una casa, poter avere un affitto accessibile, poter avere anche un lavoro con diritti e con garanzie, un lavoro tutelato, un lavoro che non sia solo quello del turismo, ma è anche la possibilità di girare per strada in tranquillità. E restiamo a Venezia ora, ma per parlare di carnevale con il secondo fine settimana e nuovo pienone di turisti. Già a mezzogiorno il colpo d'occhio è suggestivo e impressionante. Mentre sul palco sfilano le maschere che saranno premiate dal pubblico per acclamazione, Piazza San Marco è gremita di quelle che a occhio e croce appaiono già 20.000 persone. Domenica scorsa l'evidentemente irresistibile attrattività del Carnevale di Venezia aveva richiamato in città 175.000 persone, molte delle quali poi confluite nell'area di Rialto per assistere al passaggio in Canal Grande del corteo acqueo della Pantegana, un sovraffollamento che aveva portato alla paralisi e relative polemiche. Anche oggi Venezia è piena, è una folla composta e ordinata, ma obiettivamente talmente numerosa da riempire ogni calle nella tratta che va dall'area marciana a Rialto. È il motivo per cui le iniziative sono spalmate su tutta la città. Campo San Geremia, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Cassian, San Giacomo dell'Orio, all'Esedra di Via Garibaldi. Il Carnevale ovviamente è una macchina complessa, tanti attori che ci lavorano per far divertire le persone in centro storico, a Mestre, in terraferma, all'Arsenale con il water show, insomma ne abbiamo di tutti i tipi, i colori di maschere e di più. L'invito, perlomeno per chi già conosce i luoghi di maggior richiamo turistico della città, è quindi quello di partecipare alle numerose iniziative diffuse su tutto il comune. Inizia il carnevale diffuso in tutta la terraferma veneziana, in particolare in Piazza Ferretto e nelle aree limitrofe, con il palco di Piazza Ferretto. La sera grande appuntamento all'Arsenale con i 2 spettacoli alle 18:45 e alle 21, oggi e domani, e poi da giovedì 27 fino a martedì 4 marzo. Piano di contenimento dei lupi, un congresso sull'altopiano. Sentiamo. Noi abbiamo interloquito con il ministro Gilberto Fattingi, il ministro dell'ambiente, il quale ha attivato questa procedura, ha già mandato alle regioni un piano che prevede l'abbattimento del 5% dei lupi a livello nazionale, sono 3.300 quelli censiti, vuol dire 160 animali circa, in Veneto sarà una quindicina più o meno. Se la conferenza Stato-Regioni, che può farlo fra una settimana, fra 2, fra un mese, quindi in tempi rapidi, si riunisce e approva questo piano, vuol dire che fin da subito, anche prima dell'estate, la regione Veneto, visto che parliamo del Veneto, potrà cominciare ad abbattere i lupi ritenuti pericolosi o confidenti. Clamoroso quanto semplice. Il proverbiale uovo di Colombo sulla gestione del lupo arriva nel bel mezzo di un convegno sui predatori che si è tenuto a Gallio, nel cuore della zona più flagellata dagli attacchi dei selvatici a malghe e allevamenti.
Ma se il lupo è specie protetta, come si può arrivare in tempi così rapidi a un piano di abbattimento di una quindicina di esemplari in Veneto? È vero che il lupo oggi è specie particolarmente protetta, lo dice l'articolo 12 della direttiva Habitat, che è una direttiva europea, però l'articolo 16 consente la deroga, cioè l'articolo 16 dice che i singoli stati, in caso di danno a culture, allevamenti eccetera, possono andare in deroga. Quindi in realtà già da anni, tant'è che la Francia da anni lo fa, in Italia non si è mai fatto. Subito dopo l'estate l'Europa avrà la possibilità di declassare il lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta, esattamente come altri animali selvatici. Quindi la Regione potrà subito dotarsi di un piano di contenimento basato appunto sugli abbattimenti. Una seconda novità che ha del clamoroso dopo anni di silenzi e attese. Nel frattempo, in altopiano sono molte le maghe i cui gestori non rinnoveranno l'affitto con i comuni proprio a causa dei lupi e il territorio si interroga su una situazione che resta irrisolta e priva di risposte, almeno finora. Chiaro che da parte delle istituzioni deve esserci una risposta forte alle istanze che provengono dal territorio. Noi viviamo in un territorio antropizzato dove abbiamo molti capi di bestiame all'alpeggio, dove affittiamo le nostre maghe e traiamo fondi per il sostegno dei bilanci comunali e non possiamo pensare che questa nostra realtà venga sconvolta dalla presenza sempre più massiva di un predatore. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.